È con noi Raffaele Padrone, FSP Polizia, buonasera. Grazie direttore, ben ritrovati. Allora, ieri era il 1° maggio, abbiamo visto il concerto tradizionale del 1° maggio, tante manifestazioni sindacali e non, però abbiamo visto ancora la polizia coinvolta a suo malgrado in manifestazioni che poi sono degenerate anche. Ma diciamo che come ogni corteo la frase è ci risiamo. Purtroppo è capitato il 1° maggio, il 1° maggio in tante città d'Italia si sono svolti i soliti cortei di solidarietà, quest'anno sulla sicurezza, come ha parlato anche il Presidente Mattarella, era sicurezza sul lavoro, concerti ma nessuno scontro. Perché Torino? Perché a Torino abbiamo avuto i soliti amici NOTAV, amici dei centri sociali e amici dei collettivi che volevano inserirsi nel corteo autorizzato. Questo ovviamente non è stato possibile, non era possibile perché erano lì per disturbare, quindi nel momento in cui gli è stato chiesto di allontanarsi non hanno ottemperato all'ordine imposto dal funzionario direttore del servizio e pertanto la polizia ha allontanato queste persone. Per allontanare queste persone ci sono stati degli scontri, perché chiaramente queste persone non se ne vanno pacificamente se non creano casino, se non fanno confusione, se non appaiono sul giornale il giorno dopo. Queste persone sono lì solo per fare confusione e non per dimostrare nulla. Allora c'è stata la carica. La carica ha visto purtroppo anche 8 agenti feriti, 145 persone sono state fermate, però vede, 145 persone sono state fermate e identificate. Il problema è che gli scontri di piazza, l'abbiamo sempre detto, o queste persone vengono trattate come terroristi di piazza, perché disturbano, perché rovinano, perché spaccano, perché quante volte abbiamo assistito a delle sassaiole che arrivavano su macchine, quante volte abbiamo assistito a degli scontri che si portavano su macchine lì parcheggiate, su negozi. Ecco, quindi queste persone sono persone che vengono lì solo per disturbare, perché la polizia nel momento in cui ha notato facce note, perché poi a Torino la Digos ha una grande capacità e una grande conoscenza del territorio, ha riscontrato che c'erano queste persone dei NOTAV e dei centri sociali, quindi non hanno ottemperato all'allontanamento pacifico e sono dovuti intervenire. Infatti un plauso va, anche oggi il capo della polizia, e questo mi è piaciuto, il capo della polizia Giannini, ha espresso la capacità di aver controllato comunque e reso possibile comunque il corteo delle persone che democraticamente andavano. Sì, però secondo me bisogna stare anche attenti con queste classificazioni, no? Perché dire che i NOTAV vanno in piazza per fare casino non mi sembra proprio del tutto appropriato, nel senso che non è che tutti quelli che protestano contro l'alta velocità vanno in piazza io ho detto, per sono stati riconosciuti, e ribaltare i cassonetti. In effetti io ho detto, sono state riconosciute le persone. All'interno, casomai, del corteo dei NOTAV sono stati riconosciuti alcuni facinorosi. Certo, ecco. Conosciuti dalla Digos ormai da anni purtroppo. Per essere i promotori e persone già denunciate. Quindi, ripeto, 145 persone che vengono denunciate, forse qualcuno prenderà un DASPO, ma di questo DASPO se ne farà un baffo, fa anche rima, però sta di fatto che queste persone, se in Italia come sempre non c'è una certezza della pena, non si va da nessuna parte. Quindi o vengono, ripeto, trattati come terroristi di piazza, oppure ogni giorno, e l'abbiamo già visto, terroristi di piazza. Basterebbe che i DASPO venissero applicati e sanzionati. Sì, ma ogni volta è la stessa cosa, nel senso che io ti vieto di venire in centro a Pordenone e tu ci vieni, siamo le solite, ti do un altro DASPO, ti faccio un allontanamento per 2 anni dal centro cittadino, ma questa gente è gente che se ne frega. Direttore, è gente che non gliene frega niente se lei gli dà un DASPO o gli dà una contravvenzione. In carcere non si sta per questa cosa e in Italia è permesso fare
tutto, è permesso anche però arrivare a questi scontri, quindi a noi dobbiamo garantire la sicurezza e soprattutto per quelle persone che democraticamente volevano svolgere c'erano uomini, bambini, c'erano persone, insomma, di tutte le tipologie di persone. Non capisco perché devono arrivare quelli a rovinare la festa, tra le altre cose. Questo è il problema. Ma in ogni manifestazione in ogni piazza. non ne veniremo mai fuori finché non si prendono provvedimenti seri nei confronti di chi disturba. In Italia questo è permesso. Grazie a voi. Raffaele Padrone, esponente del sindacato FSP Polizia. Ferdinando Polegato, noto come il Duce di Sequals, è finito nel mirino di cittadini russi che hanno sommerso il suo sito web con centinaia di minacce di morte. Polegato a Sporto Denuncia, vediamo.